La terza corsa dall'Arcoveggio propone un miglio riservato ai gentleman, categoria reclamare, sono in 9 al via. Questo è lo schieramento: 1 Chloe Risei a TRGF, 2 Valentes F, 3 Assisi Pax, 4 Wisconsin Svol, 5 Bonita Alter, 6 Tancredi Sartor. Seconda linea 7 Ennipan, 8 Certezza Grim, 9 Carabiniere Pell. I favori sono piuttosto netti per Bonita Alter, numero 5 dello schieramento. Macchina che stacca, partiti in questo momento proprio. Wisconsin Svol cerca di contendere Bonita Alter il comando, ma anche Assisi Pax parte molto bene e riesce a sfilare con all'esterno Wisconsin Svol, che ha anticipato appunto Bonita Alter, che rimane per il momento, ne prende la schiena, ma Wisconsin si insiste all'esterno di Assisi Pax, l'impegno dopo 350 metri in grado di sopravanzarlo e di guidare. In terza posizione c'è Valentes F. Intanto il quarto iniziale, completato dal leader in 29,8, si vede arrivare a ridosso Bonita Alter che li impegna. Bonita Alter va su Wisconsin Svol dopo 500 metri di gara, lo copre completamente, i due seguiti da Assisi Pax, poi più indietro rimane Valent SF, ancora Chloe Risei TRGF e via via tutti gli altri. Intanto passati anche i primi 600 metri di gara con un parziale in 15,6 e davanti alle tribune si completa il quarto in 39 per un complessivo 1 minuto e 7 decimi. E c'è intanto la terza ruota cattiva da parte di Carabiniere Pell. Carabiniere Pell viene via deciso a 700 dal palo, sopravanza Numero almeno parzialmente 8, Bonita Alter, mentre Certezza Green viene squalificata e sta passando in vantaggio Carabiniere Pell su Wisconsin Svol, già a traguardo lontano, mancano 400 metri alla conclusione, ma scende già in corda l'allievo di Leanza, che prende vantaggio a metà dell'ultima curva, 300 metri alla conclusione, si getta però di galoppo, confonde prima un po' il passo, poi si getta 9, decisamente di galoppo Pell, ed è così squalificato. Valentes F che prova a riportarsi sotto. In vantaggio entra ancora Wisconsin Svol sostenuto, ma all'interno c'è Assisi Pax che passa nettamente nel finale. Il secondo posto ancora per Wisconsin Svol, al terzo chiude Bonita Alter. 1:16,7 il ragguaglio conclusivo, 31,9 a chiudere per la vittoria di Assisi Pax, che sfrutta l'open stretch, sfrutta anche l'errore per la verità di Carabiniere Pell, soprattutto che a metà dell'ultima curva confonde il passo e poi si getta di galoppo. E poi è bravo Michelotto a portare alla vittoria il proprio allievo, sfruttando l'open stretch e superando nettamente gli avversari, fra i quali Wisconsin Svol è ancora secondo davanti a Bonita Alter. 3, 4, 5 dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della terza corsa dall'Arcoveggio.